Un itinerario escursionistico e panoramico dove la bellezza della natura incrocia la grande storia. Benvenuti sul massiccio del Grappa. Il Monte Grappa non è soltanto una montagna, ma possiamo definirlo un vero monumento a cielo aperto. C'è un modo per salirci che comunque pochi scelgono, ed è quello che parte dai tranquilli pascoli di Campocroce, attraversa tutta la Val Sacra e percorre una cresta infinita, toccando ben 3 cime prima di arrivare alla vetta più alta. Andiamo! Il giusto segnavia da seguire è il numero 100, che si inoltra in questo fitto bosco che parte già deciso. Ci sarebbe comunque la possibilità di partire un po' più avanti, più precisamente da Bait Camol, risparmiando 150 metri di dislivello positivo e 1 chilometro circa. Noi, considerato il bel tempo che si prospetta oggi, abbiamo deciso di allungare l'escursione. Quella di oggi comunque non è solo una meta scelta da escursionisti o amanti della grande storia. Infatti chi pratica sport estremi come il parapendio sceglie il Monte Grappa come base per lanciarsi praticamente e sorvolare tutta la pianura padana, da dove si può intravedere anche la laguna veneta. Straordinario già da qui. Il Sentiero 100, con l'arrivo della bella stagione e con condizioni ottimali di luce come quelle di oggi, permette di ammirare queste postazioni militari risalenti al primo conflitto bellico, che almeno in questa parte non ebbero comunque l'avventura di essere messe alla prova. Il sentiero ora si snoda su questa cresta erbosa molto panoramica.
Nel mio precedente video sul Monte Grappa avevo definito il Sentiero delle Meate come le ferite non ancora cicatrizzate di questa montagna. Oggi vedremo dove portano quest'ultime. Nel 1918 questi immensi spazi ed orizzonti non erano fatti di pace e di silenzio, ma dal rombo costante di migliaia di cannoni, dove oggi io sto mirando un meraviglioso panorama. Qui è stato visto per l'ultima volta da quei poveri soldati attraverso il mirino di un fucile. Quindi quando ci lamentiamo per cose futili, attraverso un mondo digitale e frenetico, dobbiamo pensare anche a questo. Il panorama allora? Bellissimo, merita. Nella maniera più assoluta. C'è sempre un po' sta foschia che limita la visuale, però è bellissimo lo stesso. Andiamo a mangiare adesso però. Direi. Prima torta però. Certo. Dai 1449 metri del Monte Colombera inizia l'ultimo strappo decisivo per raggiungere così al rifugio Bassano e quindi anche a Cima Grappa. Sono circa 300 metri di dislivello positivo, quindi per raggiungere quest'ultima meta. Il Sentiero 100 comunque almeno in un paio di punti si interseca con la strada rotabile che porta più agevolmente al Sacrario Militare. Davanti a noi ecco comparire anche il Sacrario Militare, la nostra meta di giornata. Un consiglio che comunque è da dare, che oggi fa veramente molto caldo e quindi le stagioni intermedie come la primavera e l'autunno sicuramente sono quelle migliori per godere a pieno di questo sentiero. Cosa dici? C'è caldino, serve una buona scorta di acqua e crema solare. Eh sì. Andiamo? In poco più di 3 ore e 750 metri dal nostro punto di partenza raggiungiamo il rifugio Bassano.
laddove grazie alla sua particolare posizione si può ammirare contemporaneamente tutta la pianura veneta e le Dolomiti bellunesi, le vette feltrine e anche il gruppo delle Palle di San Martino. Una sosta per ricaricare le energie è praticamente di diritto. Ora si riparte in direzione del Sacrario Militare, dove un omaggio ai caduti è invece d'obbligo. E domani non è una data qualsiasi, è il 24 maggio, data in cui nel 1915 l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale. Ma la cosa più potente di Cima Grappa non è la vittoria, bensì la riconciliazione. Oggi austro-ungarici ed italiani riposano fianco a fianco, guardando lo stesso orizzonte. Questa è la via eroica, lunga ben 250 metri, e su entrambi i lati i cippi in pietra ricordano le località colpite dalla furia della guerra. Nomi incisi nella roccia che trasformano una semplice camminata in un vero viaggio nella memoria. Arrivare fin qua sopra a piedi comunque fa un certo effetto e offre grandi spunti di riflessione tra il contrasto che c'è oggi tra la pace che si respira in questo luogo e l'inferno che c'è stato oltre 100 anni fa. E il responsabile di tutto questo porta soltanto un nome: l'uomo, inteso come essere umano. Dopo un doveroso omaggio ai caduti della Grande Guerra, ha inizio la nostra seconda parte dell'escursione. Nei pressi del Sacrario Militare, infatti, imbocchiamo il segnavia numero 180 in direzione Osteria Vecchia, in modo tale da dare luogo ad un interessante anello escursionistico attraverso la Val del Poise o del Poise. Allora il primo pranzo a rifugio com'è stato? Buono, sì, abbiamo mangiato benissimo, tutti gentili, bel posto. Consigliato? Sì, ne vale la pena. A base di prodotti locali, quindi consigliato.
Questa seconda parte dell'escursione è praticamente quella meno frequentata, anche se comunque il sentiero, almeno fino ad ora, è sempre ben presente, quindi molto intuibile. È anche quella che si sta dimostrando un po' più selvaggia. Comunque questo verde dei prati e questo azzurro infinito del cielo infonde una pace ed una serenità che sono una ricarica di energia positiva. E se la nostra escursione questa mattina è stata caratterizzata da postazioni militari, questa seconda parte, quella che praticamente attraversa la valle del Poise, la possiamo considerare come il cuore dell'alpeggio. Ora ci mettiamo su una comoda e larga sterrata che sfiora Malga Casonvecchio. Il sentiero ora comunque diventa C8. Il numero C8 diviene quindi una strada praticamente asfaltata, una monotona strada asfaltata, è vera? Ed eccoci nuovamente al nostro punto di partenza, alla località di Campocroce, dopo aver effettuato un ultimo tratto di strada asfaltata. Il consiglio che vi diamo noi comunque è, una volta raggiunta Malga Casonvecchio, di allungarvi anche a Malga Osteria Vecchia e di intraprendere il C8 che passa proprio a fianco a quest'ultima, in modo tale da formare un anello escursionistico sicuramente più interessante di quello che abbiamo effettuato noi. La segnaletica CAI in questi ultimi posti diviene praticamente nulla o di inesistente. Noi, per andare sul sicuro, ci siamo affidati alla cara mappa tabacco e quindi abbiamo scelto quest'ultima opzione. Comunque sia, questa escursione sul Monte Grappa offre sicuramente grandi spunti di riflessione ed oltre ai chilometri percorsi e al dislivello ci portiamo a casa una sorta di crescita interiore con spunti di riflessione anche sulla pace. Se come sempre questo video vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!